Si troveranno domani fianco a fianco a Spresiano per la cerimonia di posa della prima pietra del velodromo, destinato a diventare il primo impianto del genere in Italia. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, ed il governatore del Veneto, Luca Zaia. Ed è inevitabile che dal ciclismo l'attenzione si sposti ad altri sport, quelli invernali, con la partita della candidatura italiana alle Olimpiadi diventata questione scottante nelle ultime ore. Dopo le richieste di Milano di essere capofila nella partita e l'ultimatum del governo con Giorgetti, che si è detto pronto a staccare la spina se Milano si sfila, Cortina rischia di restare con il cerino in mano. Ma nelle ultime ore pare che si stia andando verso una soluzione concordata, valorizzando il brand Milano ma anche quello delle altre due concorrenti, portando al tavolo del CIO il prossimo 19 settembre l'ormai celebre tridente tanto caro al governatore Zaia. Io sono un grande sostenitore del tridente e so che se passa il tridente passa Milano, Torino e Cortina e passa la candidatura italiana, ci portiamo a casa le Olimpiadi, Cortina avrà lo sci alpino, avrà il bob, lo skeleton, lo slettino e avremo le Olimpiadi e quindi spero che si chiuda questa partita assieme ai tre, perché assieme diciamo che da soli si fa prima ma assieme si fa molta più strada.